noi che siamo del Veneto lo possiamo leggere immediatamente. Per l'uno la crisi con l'occhialeria l'ha già avuta prima e quindi ha già superato una fase di ristrutturazione e di riorganizzazione, mentre in Treviso, che ha altri settori produttivi, in particolare il mobile, il tessile abbigliamento, la meccanica, sono quelli che sono arrivati dopo con la crisi e quindi sono in pieno a metà del guado. Speriamo sia la metà, perché così forse andiamo a risalire. Quindi abbiamo cercato di vedere anche quali sono le componenti che migliorano la capacità di resistere e di stare sul mercato, perché evidentemente è su queste che dobbiamo lavorare in termini di politica economica per migliorare dal punto di vista proprio delle politiche industriali da fare sul territorio le condizioni operative delle nostre imprese a rimanere. Qui uno degli esperimenti, poi abbiamo anche un contributo di lavori fatti. Abbiamo detto che l'89% del Veneto di fatturato è fatto da imprese fino a 7 milioni e mezzo, dati 2011, perché il 2012 lo stiamo elaborando in questo periodo. Qui noi abbiamo pensato che il superamento del distretto va verso la rete di imprese. Bisogna creare delle aggregazioni. Parlare di aggregazioni in un mondo di piccoli imprenditori è di una difficoltà estrema, perché l'individualismo ha una forza incredibile. Però dobbiamo trovare delle soluzioni e forse qui la Regione ha una capacità che in termini di politiche che potrebbe arrivare a migliorare l'impatto di persuasività nei confronti. Abbiamo fatto due casi, uno nel distretto del mobile classico di Bassano e uno nel distretto della rubinetteria di Lumezzane a Brescia. Sono casi che hanno coinvolto la prima 4 imprese, la seconda 27 con 11 capofila e 16 terzisti. Io vi posso dare solo un dato. Nella rubinetteria, lasciando l'individualità delle singole imprese che andavamo ad aggregare, creando un'unica piattaforma, eliminando tutti i costi con delle tecniche di lean manufacturing, tutti i costi duplicati, quindi riducendo tutti i costi di trasporto, perché evidentemente se le imprese sono distanti e sono ognuna che fa una parte del processo produttivo, i prodotti poi devono circolare sulle nostre strade che non sono le migliori, devono poi andare per essere aggregati e arrivare al prodotto finito. Alla fine di questa storia eravamo arrivati a delle valutazioni che potevano consentire in quel gruppo di imprese di ridurre il costo finale della rubinetteria del 25%. E questo ci avrebbe messo in corsa a competere con un prodotto nettamente migliore con i cinesi, che invece ci stanno facendo vedere i sorci verdi a livello di mercati internazionali. Ovviamente tutto questo voleva dire rinunciare a alcune cose della propria individualità. Però quando parliamo di rete forse dobbiamo anche fare un esame di coscienza, perché uno degli stimoli più grossi in termini di
spinta e di agevolazione è la sospensione d'imposta sugli investimenti fatti in rete. Io ricordo che subito sono intervenuto appena è uscita la norma per cercare di farla modificare, per un motivo molto semplice: non si può pensare di fare degli investimenti con la sospensione di imposta e con la spada di Damocle che a un certo punto qualcuno mi chiede di pagare quell'imposta che ho sospesa. Io posso fare la sospensione di imposta, devo arrivare fino a un certo